L'assalto nel cuore della notte. Chi ha colpito il presidio dei forconi a Paese lungo la Postumia ha prima cosparso la tenda con la benzina, poi ha appiccato il fuoco, senza sapere forse che all'interno dormiva una famiglia in gravi difficoltà economiche. È successo che hanno tentato non hanno tentato di dare fuoco al presidio e adesso dobbiamo andare dai carabinieri, è intervenuto anche la Digos. Antonella e Oscar sono una vecchia conoscenza di Rete Veneta. Più volte abbiamo raccolto il loro appello a una vita dignitosa. Quarantenni, senza lavoro e tantomeno una casa. Lui, originario di Romano de Zelino, ha un'invalidità al 70%. Lei, di Bassano, ha un handicap al 40%. Parlavate di tentato omicidio? Tentato omicidio, eravamo dentro io e Oscar, perché loro, poverini, sono molto ospitali. Sotto shock raccontano al telefono l'incubo di questa notte, se la sono vista davvero brutta. Illesi solo grazie all'intervento di un camionista di passaggio che ha piantato i freni del mezzo pesante e si è precipitato a spegnere le fiamme utilizzando l'estintore di bordo. Lo stesso autista ha riferito ai carabinieri di aver visto un'ombra allontanarsi a piedi dalla tensostruttura in fiamme. Per Antonella e Oscar non c'è pace. Negli ultimi mesi avevano trovato rifugio in una stanza d'ospedale a Cittadella, poi hanno dovuto lasciare anche quel ricovero. A Cittadella ho dovuto andare via, mi hanno rubato il portafoglio, anche questi, i documenti, tutto, i zingari. Questi sono stati i zingari.